Ciao bambini, ciao bambine. Allora, abbiamo letto delle filastrocche gli altri giorni, ve li ricordate? Adesso abbiamo pensato di leggere un libretto per i bambini un po' più piccini e si intitola È ora della pappa. Che bello svegliarsi, che buon profumo! Colazione col latte e un buon biscottino. Guardate questo bambino col suo orsetto che si alza la mattina e va a fare colazione. Anche voi fate così con il vostro orsetto? Abbiamo giocato! Quanta fame! Tutti a tavola! Il pranzo è servito! Evviva, evviva! È ora di mangiare! Dicono i bambini. Guardate, c'è anche il cuoco. E voi vi ricordate invece che noi abbiamo la cuoca Alessandra? Vi saluta tanto anche lei. I bambini si siedono a tavola e mangiano le uova, i piselli, le carote, i pomodorini. Eh sì, hanno fatto proprio tanta fame a giocare tutto il giorno. Arriva la nonna e mi porta ai giardini. Faccio merenda coi suoi mandarini o con le sue mele. Cosa vi porta la nonna quando vi viene a prendere all'asilo? Vi ricordate che stavate magari un po' fuori a giocare qui all'ingresso? Eh sì. È bello cenare con papà e mamma. Pastina e formaggio, che gran bontà! E se mangiamo in compagnia è ancora più bello. Eh sì, guardate, la mamma, il papà, Tommy e Jimmy. Avete visto? E voi aiutate la mamma a preparare la tavola? E poi scende la notte. Guardate un po'. Chi è che prende il latte di voi prima di andare a dormire? È ora di fare la nanna. Chiudete gli occhietti e sogni d'oro. Ciao!